Siete sul canale 19 di TVM Palermo, siete con Penalty, siete con il consueto appuntamento settimanale del giovedì sera a partire dalle 20:30 con il calcio dilettantistico siciliano. Il giovedì riflettori puntati come al solito al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Partiamo subito e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la nona giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Bagheria Calcio batte Mazara 4-0, Fulgatore batte Renzolo Piccolo 4-3, Sport Palermo batte Aspra 2-1, Borgetto Giardinello batte 90-011 Bagheria 1-0, vittoria della Margheritese 2018 contro l'Alcamo 1928 per 1-0. Vince il Montelepre il big match, risultato finale 2-0, mentre invece finisce in parità Valderice Calcio e Cus Palermo. Il Montelepre, vincendo il big match, continua ad essere leader in questo girone A del campionato di promozione. Eccola qua la classifica, dove troviamo la squadra allenata da Guida al primo posto con 52 punti. Non molla però il Bagheria al secondo posto con 51 punti, 46 Regina Mundi con 39 Cus Palermo, 33 punti per Borgetto Giardinello e Fulgatore, 30 punti Alcamo 1928 ed Aspra, 28 punti la Margheritese 2018 con 22 Sport Palermo, con 19 90-011 Bagheria, 17 punti per il Mazara, con 16 il Valderice Calcio, chiude all'ultimo posto Renzolo Piccolo con 11 punti. Sì, oggi era fondamentale vincere la partita, è chiaro che siamo in un momento della stagione in cui non bisogna, se vogliamo arrivare alla fine a provare a vincerlo questo campionato, non possiamo fare dei passi falsi. I ragazzi sono stati bravi ad approcciarlo nel modo giusto, come avevo chiesto loro, quindi sono molto contento della prestazione. Abbiamo trovato 3 gol nel primo tempo, per cui dai, bene, c'è stata la possibilità poi nel secondo tempo di far entrare tanti under che solitamente giocano poco ma che sono molto validi e che stanno crescendo con noi durante la settimana, quindi ci godiamo questa vittoria di questa settimana. Ripeto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, domani c'è un match importante, chiaramente prima contro terza, siamo ovviamente degli spettatori interessati di questa partita, però come dico sempre ai miei ragazzi, l'unica cosa che noi possiamo controllare è la nostra prestazione, è la nostra partita, per il resto possiamo solamente osservare. Credo che la perfezione nello sport non esista, ci si allena sempre per migliorare le tante sfaccettature, le tante cose che non vanno. I ragazzi oggi hanno fatto una partita ai limiti della perfezione, hanno fatto una partita importante e devo fare un grandissimo applauso perché hanno fatto una partita dove hanno veramente dimostrato di meritare il primo posto. Se qualcuno ancora non ci credeva, oggi abbiamo messo un punto interrogativo su quello che è un punto esclamativo, scusami, un bel punto esclamativo su quello che è realmente il Montelepre contro una grandissima squadra che ha fatto di tutto per batterci e quindi questa vittoria vale il doppio. Sì, atleticamente stiamo bene tutti, poi oltre a stare bene con fisicamente siamo bene con la testa, perché invece che i ragazzi non hanno mai perso l'occasione di ragionare e fare girare palla in un momento dove c'era l'apoteosi, perché noi attorno a noi c'era un clima di guerra, di guerriglia. Vabbè, io non voglio parlare perché mi scoccia, che nelle Regina Mundi ci sono anche tanti ragazzi che voglio bene, c'è pure mio nipote, però c'era veramente un clima di guerriglia oggi. Quello che colpisce di questi ragazzi, ricordo la squadra più giovane del campionato, ha dato una prova di maturità rispetto a una squadra molto esperta di come oggi bisogna portare avanti i valori dello sport. Quindi si è vinto secondo me oggi 2 volte sul campo e dal punto di vista dell'esempio, nonostante la partita sia stata caricata probabilmente oltremodo e ci sono stati degli episodi molto spiacevoli che non hanno nulla a che fare con lo sport del calcio.
Noi ci occupiamo spesso anche dei giovani, dei ragazzi, e quindi cerchiamo di dare anche delle indicazioni, delle opportunità ai ragazzi di crescere in un certo modo. Ed è dispiaciuto alcuni episodi che erano assolutamente l'anticalcio. Devo dire che i ragazzi, nonostante tutto questo, hanno superato questa prova in maniera estremamente brillante, sia in campo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista della mentalità e della maturità, dando un esempio a tutti e uscendo alla fine anche tra i complimenti un po' di tutti, anche degli avversari. E questo la dice lunga sul grande lavoro fatto dallo staff, da mister Guida in primo piano e un po' anche da tutti i resti dei componenti dello staff. La società ha fatto il suo, quindi davvero grandissimi complimenti. Oggi, adesso, dopo aver superato questo, ovviamente non si abbassa la guardia nemmeno di un millimetro e si continua ad andare avanti dritti per la nostra strada, sia con la prima squadra ma anche con la Juniores. Sarà certamente una battaglia a due quella che vedremo nella parte finale di questo girone A del campionato di promozione. Chi vincerà tra Montelepre e Bagheria Calcio? Lo scopriremo chiaramente a partire dalle prossime settimane. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Continua il testa a testa tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese, entrambe vincenti. Guardiamo i risultati di domenica. Messana 1966 batte Sant'Alessio 4-0, Baldinisi Calcio batte Atletico Messina 3-1, vittoria fuori casa per il Città di Villafranca 5-1 in casa della Sant'Angiolese. Vince anche fuori casa il San Fratello Acquedolcese 6-3 contro la Luntina. Anche l'Orlandina vince fuori casa a Mistretta per 3-0. Monforte Corsaro anche in casa della Nuova Rinascita, 4-2 il risultato finale. Ed infine Promende Calcio batte Città di Galati 3-0. Soltanto in due sono rimaste per la vittoria finale di questo girone B del campionato di promozione. Attualmente in testa il Messana 1966 con 58 punti, con 57 San Fratello Acquedolcese. 41 punti Orlandina, con 39 Promende Calcio, 37 punti Città di Villafranca, con 36 Monforte San Giorgio, 35 punti Città di Mistretta, con 31 Baldinisi Calcio, 27 punti Sant'Angiolese, con 20 Nuova Rinascita e Città di Galati, 14 punti Aluntina, con 13 Atletico Messina, ultimo posto per il Sant'Alessio con 7 punti.
Dopo aver raggiunto il prestigioso traguardo delle semifinali di Coppa Italia Promozione, la Messana vuol tornare a correre anche in campionato. Nella 22esima giornata del girone B è il classico testa coda al Sorbello Stadium ospite la Polisportiva Sant'Alessio. Complici le squalifiche di Peppe Rizzo, Stefano Trigamo e Giosuè Bonasera, mister Cosimini cambia completamente abito alla propria Messana per la prima volta in stagione con la difesa a 4. Davanti all'estremo difensore Ferrara prendono posto Michele Crisafulli, Misiti, Fragapane e Mondello. In mediana molto offensiva Barbera, Gazzè, Ferrau e Ventra. La coppia d'attacco è quella composta da Sheriff Sonco e Antonio Cannavò. Fischia il signor Kevin Cono di Barcellona Pozzo di Gotto, pronti e via, 5 minuti, Barbera fa correre Mondello, pallone forte in mezzo, Mass di Fulvio e poi Barbera non trova lo spunto per ribadire rete. Al 22esimo gran sventagliata affidata a Nino Misiti che trova Barbera sul versante opposto, stop elegante, c'era calamità da Barbera, cerca il destro sul primo palo, ancora Mass di Fulvio a rifugiarsi in calcio d'angolo, dall'angolo che segue, schema che libera in area Alberto Mondello, sinistro che finisce alle stelle, buona occasione per quello che di fatto è stato il grande protagonista di Niscemi. Risponde la Polisportiva Sant'Alessio con il tiro affidato ad Alejo Villareal che però termina al lato. Nuova chance su punizione per la Messana, Ferraù sul secondo palo, arriva la conclusione di Vente, il pallone però termina sul fondo. 37esimo, Barbera dalla sinistra mette il pallone sul secondo palo, Sonco la mette giù e col mancino cerca di mirare sul palo del portiere che però non deve nemmeno sporcarsi i guanti. Palla sul fondo, minuto 40, sponda di Cannavò a liberare la corsa di Barbera, non lo tiene la difesa della Polisportiva Sant'Alessio, pallone in mezzo, Sheriff Sonco fa 1-0, la Messana si porta in avvantaggio, minuti di recupero, siamo al 47esimo, Barbera propizia per Sonco, in mezzo per Ventra, tutto fatto con i giri giusti, sporco quanto basta il mancino del numero 7 per fare 2-0, 17esimo gol in campionato per Antonio Ventra. Finisce così la prima parte di gara al Sorbello Stadium di Bisconte, una Messana non brillantissima per larghi tratti del primo tempo, la sblocca al 40esimo e di fatto ipoteca il successo già al 47esimo contro la Polisportiva Sant'Alessio. C'è un cambio tra primo e secondo tempo, Gargiulo per Sonco, poi Barbera al 50esimo mette in mezzo, braccio larghissimo di un difensore in maglia arancia, allora dal dischetto si presenta Antonio Cannavò per cercare di aumentare le distanze, il capitano non sbaglia, incrocia e fa 3-0, gara praticamente in discesa adesso per la formazione giallorossa che al 51esimo ripropone i cambi, stavolta Bonasera, Giuseppe e Sottile al posto di Ventra e Gazzè. Minuto 52, il tentativo è ancora affidato ad Alejo Villareal. Per quanto riguarda la Polisportiva Sant'Alessio non incute timore a Ferrara, 53esimo, spunto in area di rigore di Gargiulo che salta un paio di avversari, viene toccato così per il direttore di gara. Questo intervento non vale un calcio di rigore, rimangono però le proteste per la formazione di mister Cosimini. Ecco il cambio di Anthony Arena che si fa vedere subito al 56esimo, approfittando di un passaggio a vuoto della difesa ospite, ancora Arena, Mass di Fulvio in due tempi inghiotte il possesso, servito su calcio d'angolo, ancora Anthony Arena mira il primo palo, vuole a tutti i costi il gol ma Mass di Fulvio ha altri piani, ancora Anthony Arena al limite dell'area, riesce col destro a mirare il primo palo, l'estremo difensore blocca sicuro, 65esimo è il momento sul terreno di gioco di Andrea Ardiri, passa un minuto, Anthony Arena cambia velocità, lascia di fatto tre avversari sul posto, mette in mezzo Cannavò, destro deviato, ancora Cannavò, stavolta col mancino si schianta sul palo a un passo dal 4-0 la Messana, ancora stavolta dal centrodestra con Gargiulo che ubriaca di finte i difensori, poi esterno della rete per il centrocampista, Messana che cerca il gol, stavolta sfondando sull'out mancino, Giuseppe Bonasera all'indietro, Anthony Arena, mancino di prima intenzione, il pallone si perde oltre la traversa, rimessa laterale nell'area di rigore, lotta Gargiulo a difesa allontana, arriva Cannavò che riesce a propiziare il possesso in area per Andrea Ardiri che trova incrociando con il piattone mancino il gol del 4-0 e il primo gol stagionale per il numero 13 della Messana. Ultimo quarto d'ora, il copione non cambia, qui l'uscita da parte di Mass di Fulvio, un errore non da Antonio Cannavò che la mette al lato, il numero 10 comunque in gran giornata qui con l'attacco ancora per Giuseppe Bonasera all'indietro, Antonio Arena, stop e conclusione, il piede di Mass di Fulvio a dire no, arriverebbe poi il gol di Giuseppe Bonasera ma ovviamente in posizione di fuorigioco a quel punto, la scucchiaiata di Ferraù a servire Cannavò, Mass di Fulvio si distende sulla propria sinistra e mette in calcio d'angolo, finisce così allora al Sorbello Stadium di Bisconte, la Messana batte 4-0 la Polisportiva Sant'Alessio.
Soltanto 2 squadre per la vittoria finale in questo girone B del campionato di promozione. La prima comunque accederà automaticamente al campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione, mentre invece attualmente la seconda eviterà i playoff del proprio girone ed eventualmente andrà a scontrarsi con la vincente dei playoff del girone A. Adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del girone C. Così come nel girone B, anche nel girone G sono rimaste a guidare la classifica soltanto 2 squadre, distanziate di solo un punto. Guardiamo i risultati di domenica. Aragona Calcio batte Santa Domenica Vittoria 2-1. Camarat 72 batte Serra di Falco 2-0. Belpasso 2014 batte Nicosia 2-1. Santa Venerina batte RSC Riposto 1-0. Vince anche il Casteltermini 5-0 contro il San Pietro Calcio, così come il Gemini Calcio che vince in casa contro il Villarosa San Sebastiano per 1-0. Ha riposato il Giarre Calcio. Sia il Camarat 1972 che il Giarre Calcio hanno già usufruito del turno di riposo, pertanto a questo punto non rimane altro che gustarsi questo rush finale. Chi vincerà lo scopriremo chiaramente nelle prossime partite. Per intanto ci guardiamo la classifica, dove attualmente al primo posto troviamo il Camarat 1972 con 49 punti, con 48 Giarre Calcio, con 37 Nicosia, 35 punti Gemini Calcio, con 31 Belpasso 2014, 30 punti Aragona Calcio e Villarosa San Sebastiano, con 24 Santa Domenica Vittoria, Casteltermini e Santa Venerina, 17 punti RSC Riposto, 16 punti Serra di Falco, chiude la classifica il San Pietro con 3 punti. Al Belpasso non serviva altro che mettersi alle spalle il Casteltermini e rispondere sul campo ai musilunghi di 2 settimane fa. Detto fatto, superato con merito il Nicosia, terzo della classe, sorriso ritrovato senza 6 uomini cardine come Viaggio, Tirri, Di Pietro, Luca, Lopresti e Gallo. Out mezza squadra che, sceso in campo secondo le disposizioni di Gaetano Di Mauro, non ha fatto rimpiangere gli assenti. Da Alessandro Cultraro, terzino destro, a Salvo Pinatti a centrocampo, più i boys di una panchina interamente under impiegati in corso di secondo tempo. E così lanciata, con i 3 punti di ieri, la candidatura biancazzurra verso un finale di linea verde più obiettivo permanenza nelle prime posizioni. Se playoff non saranno, al Belpasso il compito di provare a fare il risultato con tutte, che si chiamino Giarre o Camarat, le battistrada candidate al posto in eccellenza, o spareggi promozione, come Nicosia ieri, messo subito sotto da Giuseppe Marino, gioia del gol negata dopo 2 minuti da Navarro. Decisivo più che mai anche nel fermare il primo di 2 calci di rigore. Battuto da Castelli, ex del confronto e determinato come del resto i compagni a portarsi 3 punti a casa sin dall'avvio. Rigore per la cronaca concesso per un colpo di fianco sbalzante su Inserra dopo 6 minuti. E rigore replicato al 18° quando, contro un avversario in sostanza ancora con la testa negli spogliatoi, il centravanti concede la seconda possibilità dagli 11 metri agganciato da Raffin, con conseguenti proteste biancorosse per fallo dal limite anziché dentro l'area. A Navarro stavolta non riesce il miracolo. Inserra trasforma il penalty di potenza legittimando il merito del vantaggio. Il Nicosia non si vede se non per qualche sporadica sortita offensiva che si tramuta in pari solo in contropiede. Su una punizione di cannone, gli ospiti escono velocemente con una giocata larga su De Los Santos, rifinita da Garriga sotto porta su uscita di La Rosa, pervengono al pari al 28°. Per il Belpasso così è tutto da rifare. Ma in appena 2 minuti i conti sono regolati col massimo degli onori. Marino per Castelli, palla a sinistra a Sant'Orocito che compie 2 passi prima di trovare lo spazio giusto per metterla in mezzo. Il Nicosia di fatto regala un'altra palla e Inserra non lo perdona. Specchio della porta garantito quando si tratta di lucidare il destro. Angolo ok, 2-1 per il Belpasso, 6° gol in stagione per il centroboa biancazzurro. A 5 dall'intervallo Raffin non arriva a correggere una punizione e gli Atenei rimangono in sella all'intervallo per poi amministrare con le carte in regola il prezioso parziale per tutto l'arco della ripresa. Succede pochissimo in cronaca. Di Mauro inizia a far scaldare i giovani dalla panchina. Il primo a entrare è Andrea Leanza, 16 anni, compiuto a gennaio. Dunque un 2009 per Inserra che lascia per infortunio.
Il secondo a entrare in campo è Gabriele Marino, lascia Coltraro, partita di grande sacrificio per lui. Il terzo è Giovanni Lanzafame, classe 2006, che entra per Castelli. Quindi Angelo Randazzo, 2007, già visto in passato nell'attacco belpassese, entra per Sant'Onofito. Dell'ultimo in campo e di Leanza un contropiede che è ben più di una promessa per l'immediato futuro del gruppo Juniores Allievi, proiettatisi in prima squadra. Nel recupero un altro esordio, Simone Pellegrino, in campo per Giuseppe Marino. L'unico intervento di La Rosa è decisivo, pari salvato su questa mischia in aria. Il Nicosia di fatto è tutto qui. Al resto ci pensa Capitan Milizia, qui pronto a spegnere Garriga in accelerazione verso la porta e a spegnere una partita che il Belpasso, da ieri di nuovo quinto in classifica con 31 punti, porta a compimento con lo spirito giusto prima delle seguenti avversarie. Giarre fuori, San Pietro dentro, Camarat fuori, Villarosa dentro. Una vittoria molto importante, sapevamo appunto dell'importanza di questa partita e l'abbiamo preparata sotto ogni punto di vista questa settimana durante gli allenamenti. Si è rivelato difficile, sapevamo che era difficile, ma sapevamo anche che era molto importante e con grinta, cattiveria e anche un pizzico di fortuna siamo riusciti a portarla a casa. Potevamo soffrire un po' meno gli ultimi minuti, andando, diciamo, arrotondando il punteggio a nostro favore. Non ci siamo riusciti e abbiamo stretto i denti cercando appunto di difendere la vittoria, che era fondamentale per comunque tenere l'Arrusso a debita distanza da noi. Ci sono ovviamente partite che sono un po' più complicate, partite un po' più abbordabili dove si riesce a giocare anche meglio e cerco comunque di dare il mio contributo, di fare il meglio. La squadra, diciamo, ha sempre messo il cuore in questo campionato e l'ho dimostrato anche oggi. Una partita molto combattuta perché si trattava di uno scontro diretto per la salvezza con la Russo Sebastiano Calcio. Oltre ad essere uno scontro diretto è anche un derby, quindi era una partita molto sentita, quasi decisiva. Come dicevo prima, la squadra ha sempre messo il cuore, anche se ci siamo approcciati a questa partita venendo da un momento complicato, da 3 sconfitte consecutive, di cui 2 sostanzialmente immeritate per la qualità e la mole di occasioni da gol non capitalizzate. Mi riferisco all'ultima giornata con il Villarosa San Sebastiano e a circa un mese fa in trasferta contro il Nicosia. Quindi era un momento delicato e bisognava fare una prova d'orgoglio e di attaccamento alla maglia. I ragazzi sono stati encomiabili in questo, portando a casa una vittoria meritata. Questa squadra, diciamo, che ha nelle sue caratteristiche la voglia di non mollare mai, di crederci sempre, di cercare il risultato a tutti i costi, e si vede durante la settimana come prepariamo gli allenamenti e poi in partita. Questa di oggi era una partita complicata, era una partita molto sentita, tirata sotto tutti i punti di vista, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Ventiduesima giornata del girone C di promozione, si affrontano il quasi fanalino di coda Sera di Falco contro la seconda di serie Camarat, che oggi cercherà di riequilibrare la situazione lassù in vetta. Fischietto della sezione di Palermo La Malfa, coadiuvato dai 2 assistenti Principato di Agrigento e Cascino di Palermo. Vizzini, Serio, prova con la sua mattonella! Altro trenino in area di rigore, il colpo di testa ad anticipare tutti di Condello, poi pallone allontanato Serio, prova la botta da fuori, ha avuto un'ottima idea. L'ultima azione del primo tempo il Camarat non riesce perché l'arbitro fischia 2 volte. Camarat, che ricordiamo con una vittoria riequilibrerebbe la situazione. La conclusione di Velardi, il miracolo
c'è stata una deviazione del numero 2 Nuccio. Mirko Velardi poco fa, intanto il lancio di Charles King, Velardi allunga su Vizzini, poi King prova la conclusione dei 20 metri, pallone che si spegne sul fondo, poi Tanga prova la conclusione, la grande parata di Manna, Marchica che va immediatamente al cross a cercare Vizzini, copre bene la difesa, poi Marchica riesce a mettere il cross, il colpo di testa che sfiora il palo, poi Velardi scambia con Marchica, il cross in mezzo, Carioto, poi Serio servito da Velardi, Serio prova la conclusione ed effettua un grandissimo gol Gioacchino Serio, mamma mia che gol, l'ha messa sotto l'incrocio dove può solo togliere la ragnatela. Gioacchino Serio fa esplodere il Valentino Mazzola e allora contropiede del Camarat, avanza Mirko Marrone, riesce a servire Velardi in mezzo per il gol, il gol di Marrone, pallone che ha varcato la linea di porta ed è 2-0 del Camarat, ha segnato Mirko Marrone che fischia 3 volte e vittoria per il Camarat che riconquista la vetta e va +1 sul Giarre, vittoria importantissima per la squadra dei Montisicani che adesso canta insieme ai tifosi La capolista se ne va, vittoria fondamentale per il Camarat che si impone per 2-0 su un ottimo Sera di Falco. Anche in questo girone C del campionato di promozione attualmente la seconda in classifica addirittura eviterebbe i playoff del proprio girone e giocherebbe l'eventuale finale playoff con la vincente dei playoff del girone D. Adesso voltiamo pagina e parliamo proprio del girone D. Al Niscemi FC manca soltanto a questo punto la certezza matematica. Guardiamo i risultati di domenica. Rinviata Aci Bonaccorsi Santa Croce, 2-0 del Megara contro il Frigentini, Proragusa batte Scicli 1-0, pareggio tra Priolo FC e Niscemi FC, vittoria anche della Gimnic Scordia contro il Gela 3-0, Notocalcio batte Aci Galatea 3-0 ed infine Acicatela Calcio batte Città di Canicattini 4-2. Manca veramente poco ormai per la certezza matematica per la vittoria di questo Niscemi FC in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica dove la squadra di Fabio Comandatore è al primo posto con 58 punti, 47 Atletico Megara, con 45 Prodagusa, 39 Priolo FC, 37 punti Notocalcio, 36 Acicatena Calcio, con 30 Gimnica Scordia, 28 punti Gela, 26 Aci Bonaccorsi, con 22 Santa Croce, con 19 lo Scicli, 17 il Frigentini, chiudono all'ultimo posto Aci e Galatea e Città di Canicattini con 15 punti. Aci Bonaccorsi e Santa Croce una partita da recuperare.
La sosta sicuramente ha interrotto quello che era magari in quel momento un entusiasmo a 1000 della squadra. Abbiamo fatto una settimana, 10 giorni particolari dove ci siamo allenati anche poco. Magari forse abbiamo abbassato un po' l'intensità, la mentalità, perché abbiamo avuto fino alla gara con Mecare grande mentalità, grande approccio, grande spirito di sacrificio. Oggi abbiamo un po' forse sottovalutato la partita, ma nonostante tutto comunque abbiamo avuto 3-4 palle limpidissime per raddoppiare e alla fine abbiamo rischiato anche di pareggiare la partita, perché in quel fuorigioco dubbio, sì, sinceramente non so se c'era fuorigioco, ma al di là di tutto ci prendiamo il bicchiere mezzo pieno, questa vittoria importante e adesso ci saranno altre 4 finali. La prossima a Gela è un'altra partita difficile, su un campo difficile con un'ottima squadra, ma da qui alla fine i punti inizieranno a pesare tantissimo e quindi saranno 4 partite difficilissime, ma non solo per noi, per tutti. Il capitano sì, è uscito prima, ha preso una pallonata e quindi non riusciva a vedere bene, quindi per precauzione l'abbiamo sostituito. Poi Simone Iozia è uscito per un problema al ginocchio, quindi abbiamo avuto un po' di acciacchi sperando di comunque recuperarli nel breve tempo possibile. Mimmo Provenzano è uno Scordia che oggi con questo tris mette un po' da parte la pratica salvezza, che magari era il minimo obiettivo all'inizio di questa stagione, ma che per quanto ti riguarda segna un primo approdo importante nella tua gestione tecnica. Sì, assolutamente. Quando siamo subentrati noi la squadra era un punto dai play-out. I ragazzi in 2 mesi hanno fatto un cammino straordinario. Giocando a calcio, sacrificandosi, con la giusta mentalità, con il giusto atteggiamento e oggi sì, diciamo siamo contenti, però per il blasone, per le capacità che ha questa squadra è davvero il minimo obiettivo raggiunto. La sensazione di oggi, al di là del 3-0, è che questa squadra abbia giocato sempre con la pancia vuota, insomma alla ricerca della prestazione ma anche del risultato, mai doma, sempre sul pezzo. Sì, assolutamente, è quello che chiedo da 2 mesi a questa parte, la prestazione. Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza e loro l'hanno sempre dimostrato. Sono felice di questo, questi ragazzi meritano tanto, stanno dando tanto, e arrivato a questo punto dobbiamo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi, senza guardare classifica e nulla, guardando solo noi, cercando di dare continuità comunque a un lavoro che si sta facendo da 2 mesi a questa parte. Ti abbiamo visto già durante le fasi del riscaldamento stare accanto ai ragazzi e ricordare appunto l'importanza di questa partita, che magari non era determinante ai fini della classifica, ma che poteva dare adesso e lo darà certamente uno stimolo ulteriore, anche se si profilano 2 trasferte insidiose. Sì, è importante darsi sempre degli obiettivi, porsi sempre degli obiettivi, perché altrimenti poi tutto viene meno. Questa squadra ha la giusta motivazione, ha il rammarico di aver fatto un girone d'andata sotto le aspettative, sicuramente sono consapevoli di questo, però la cosa importante è dare continuità al lavoro che si è fatto, cercando di finire nei migliori dei modi e chissà magari esserci un proseguo l'anno prossimo, perché ripeto, questa è una squadra importante, sta dimostrando di essere una squadra importante, dobbiamo continuare così. Infine la duttilità di questi ragazzi, sempre disposti al sacrificio, a turno tutti impiegati, tutti utili, tutti indispensabili, insomma pare che sia anche evidente una ritrovata amalgama, sinergia, continuità di mentalità di gruppo. Ma deve essere così, non c'è nessuno indispensabile, tutti devono dare il massimo per l'obiettivo comune, da quando sono arrivato tutti si sono messi a disposizione, si vede nei risultati, si vede nell'atteggiamento e questo è quello che fa la differenza alla fine. Grazie mister, in bocca al lupo.
Sarà dunque Niscemi FC Aci Bonaccorsi la partita che potrebbe decidere le sorti conclusive di questo girone D del campionato di promozione. Un pareggio forse potrebbe essere sufficiente, mentre lo è certamente per l'Aci Bonaccorsi, che con il pareggio eventuale potrebbe brindare alla sua salvezza. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria e lo facciamo come al solito con il rullo, con le immagini, le classifiche e i risultati dei 6 gironi proprio del campionato di prima categoria.
Con il consueto spazio dedicato al campionato di prima categoria chiudiamo qui, telespettatori di TVM Palermo, lo spazio del giovedì dedicato al calcio dilettantistico siciliano sul canale 19. Noi ci vedremo chiaramente la prossima settimana, il giovedì a partire dalle 20:30. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 7 giorni. Dopo l'1-1 dell'andata, il Barletta manda al tappeto lo Sciacca. 1-0, il finale decide la rete di Lattanzio nella prima frazione. Parte subito forte il Barletta. Al quinto, mancino radente di Lobosco a ridosso del limite dell'area. Cheba non si fida e mette in angolo. La gara si inasprisce sin da subito e al Puttilli si gioca poco. Ma al 29esimo i biancorossi passano in vantaggio. Punizione corta di Mariani per Bernaola che lancia per Lattanzio. Il lob di testa del 21 supera Cheba per l'1-0. Barletta in controllo al 41esimo e Giambuzzi a provarci sul calcio da fermo. Conclusione centrale. 3 minuti più tardi invece è Strambelli a non inquadrare il bersaglio più grande sempre su calcio di punizione. Prima frazione in archivio senza ulteriori sussulti. Barletta avanti nel punteggio. In avvio di ripresa subito 2 occasioni per la squadra di Mister De Candia. Prima è Lattanzio a mettere a dura prova a Cheba dal limite. L'estremo difensore si distende sulla destra ed evita il peggio. Poi è Lopez a sciupare in area di rigore dopo un errore della retroguardia neroverde. Lo Sciacca punta la sveglia al 53esimo con la punizione di Di Mercurio che mette i brividi a Staropoli. La partita continua a viaggiare a ritmi elevati. Al 54esimo Turitto in equilibrio precario trova ancora la risposta di Cheba. Il Barletta ha spazio e al 77esimo è Mariani a guidare la transizione e a pescare Scaringella in verticale. L'ex Fidelisandria però si lascia ipnotizzare dal solito Cheba. All'86esimo Sciacca a centimetri dal pareggio. Pennellata di Erbini su calcio di punizione e testa di Cari. Staropoli come può si oppone e salva il risultato. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. Al Puttilli finisce 1-0. Barletta che stacca il pass per le semifinali. Ci sarà il Giulianova ad attendere Strambelli e compagni. Penso che nei 180 minuti abbiamo meritato, se me lo consentite, abbiamo meritato sto passaggio di turno perché all'andata abbiamo fatto un errore clamoroso, quello di abbassare un pochettino i ritmi, un po' l'intensità delle giocate, quindi adesso lo possiamo dire, abbiamo commesso un grosso errore, però che dire ragazzi, anche là era solo da ringraziarli. Oggi abbiamo fatto bene, credo che non abbiamo subito un tiro in porta, tranne qualche palla inattiva, ma sapevamo che la palla inattiva era una delle loro armi. Abbiamo avuto
parecchie occasioni per rimpinguare il risultato, per cercare di vivere un pochettino almeno i minuti finali con più serenità, invece non siamo stati bravi a realizzare il secondo gol, e quindi poi siamo stati bravi però a soffrire, a stare là, a cercare di non dare troppo campo, in maniera tale che la palla ci arrivava da 70 metri, non dalla nostra metà campo, quindi sempre reattivi, sempre pronti a coprire la palla, quindi mai lasciare una palla libera ai loro difensori, ai loro centrocampisti, quindi io non posso che ancora di più sottolineare la bravura di questi ragazzi, l'abnegazione, la determinazione, la voglia di continuare questo percorso in Coppa, perché come dicevo ieri in conferenza stampa è un regalo che ci vogliamo fare, e quindi adesso passiamo da questo step che è quello della semifinale, quindi sono contentissimo. Le due immagini simbolo, il gol su schema da centrocampo e il riscatto di Agustin Staropoli con quella parata decisiva nei minuti finali. Sì, Agus sapeva benissimo che in quella occasione della partita dell'andata aveva commesso un errore, ma un errore difensivo, di tutta la linea difensiva, perché noi difendiamo benissimo, il fatto stesso che abbiamo preso pochissimi gol nel campionato ne dà dimostrazione di come i ragazzi sono sempre attenti lì, e abbiamo commesso un errore. Oggi bene Agus, bene tutti, e qualche volta lì bisogna fare i complimenti allo staff, perché oggi a tutti i miei collaboratori, a livello fisico penso che abbiamo corso tantissimo, quindi merito al prof. Agus è cresciuto molto anche grazie a Daniele Cilli. Le palle inattive sono merito del mister De Santis, che è quello che dei due, tra noi due, è quello che nella divisione dei compiti è quello che ci mette più impegno, è quello che sta con i ragazzi alle prove, quindi questo è tutto merito suo e della squadra. Dall'altro lato del tabellone, Rovato Vertovese contro San Sepolcro, Giulianova Barletta, è una finale anticipata. Ma no, è una semifinale. Adesso io ho avuto la fortuna di incontrare una squadra, Caldiero Terme, che è una squadra del nord, e vi posso garantire che è una squadra abbastanza attrezzata, quindi noi abbiamo da affrontare Giulianova. Adesso mi dite che ha superato il turno in Giulianova, non lo sapevo neanche. Il pomeriggio mi sono visto una finale di Coppa Italia di D, non sapevo il risultato dell'altra, e quindi adesso che ci siamo arrivati è giusto che ci concentriamo anche sulla nostra avversaria, che è Giulianova, che sappiamo benissimo che è una squadra che è prima in classifica, credo a pari punti con qualcun altro, forse ha staccato, non so l'ultima giornata che cosa ha fatto, quindi sicuramente una squadra di tradizioni come il Barletta. Sarà bello, e noi la viviamo. Ecco, anche lì abbiamo un vantaggio, che è quello della serenità. Noi abbiamo la serenità di una squadra che ha raggiunto il proprio obiettivo con merito e con molto anticipo, e con la serenità di una squadra che però vuole regalarsi adesso possiamo dire, vuole regalarsi la finale. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.